Eder. Mac. Pallister. Quella mattina l'ispettore ricevette 3 fascicoli. Sulla copertina c'era scritto 1. Trieste, Liliana Resinovic, Rimini, Pierina Paganelli, 3. Garlasco, Chiara Poggi. Capitolo non era lui, forse sì. Li aprì insieme e capì subito il problema. C'erano gli stessi difetti in tutti e 3. Partì da Trieste. Dentro c'era la famosa immagine delle 8:42 davanti alla scuola di polizia. Il rapporto diceva, per alcuni è Liliana, per altri no. Per altri è una molto simile, per altri non si può escludere. L'ispettore sospirò. Se in Italia non si può escludere, allora per il web è già certo. Spostò il fascicolo su Rimini. Lì trovò la scena del garage con perizia audimetrica. Voci maschili, voci femminili, somiglianza con la voce di Manuela, possibile presenza di Luis, ma c'era anche Loris, ma Valeria poi sapeva. Tutti giuravano qualcosa, ma nessuno nel modo secco che serve in un processo. E soprattutto, la Cam 3 inquadra male, ovviamente. Ok, disse l'ispettore, Trieste ha la persona che non si capisce chi è, Rimini ha la voce che non si capisce chi è. Vediamo Garlasco, magari lì è tutto chiaro. Aprì Garlasco, uscì Andrea Sempio. Io passavo per il computer. Dietro di lui entrò l'avvocato Massimo Lovati, già pronto per la troupe. Il mio assistito è sereno, è tutto spiegabile. L'hanno tirato dentro dopo anni e se adesso spuntano nuovi conti correnti di qualcun altro, noi siamo ancora più sereni. L'ispettore lo guardò. Avvocato, ma qui l'arma è cambiata 5 volte. E allora, all'inizio era un oggetto contundente, poi un'altra cosa, poi è uscito il baby tonfa. E quindi, in questo paese le armi cambiano forma in base alla puntata in TV. Certo, fa Lovati, come le persone sotto le telecamere. Boom, collegamento fatto. L'ispettore prende un foglio e scrive in grande. In Italia cambia sempre qualcosa, o l'arma, o la voce, o la faccia. Allora decide di fare l'esperimento definitivo, mettere tutti i protagonisti dei 3 casi nella stessa giornata. Partiamo da Trieste. Alle 8:42 davanti alla scuola di polizia passa una donna. Arriva Sebastiano Visintin, quella è Liliana. Arriva uno dal web, no, è un sosia. Arriva un perito, c'è una maglia gialla, non si può escludere. Arriva lo stesso ispettore, va bene, facciamo così. Finché non mi date un primo piano, per me è entità femminile non meglio identificata. Nel frattempo Sebastiano prende la bici. Deve andare a prendere lo scontrino a Vigevano. Scusi, gli fa l'ispettore, ma perché proprio a Vigevano? Perché se devo incastrarmi con Garlasco devo andare dove vanno loro. E parte, con la GoPro, perché se non lo filmi in Italia non ci crede nessuno. Mentre lui pedala, l'ispettore viene chiamato da Rimini. Lì trova lui da Silva che dice «Io non ero nel garage». Manuela Bianchi che dice «Io ho abbracciato». Chi? Dipende, se lo chiedi oggi era per non far pensare a Luis, se lo chiedi nell'incidente probatorio era perché me l'ha detto Luis, se lo chiedi fra un mese vediamo. Dietro c'è Loris, io confermo che quella mattina c'ero, ma non ricordo in che ordine. E c'è Valeria Bartolucci in fondo, sì, e alla fine viene fuori che è colpa mia. L'ispettore prende appunti, a Rimini tutti c'erano, ma nessuno era quello della voce. Suona il telefono, è Garlasco. Hanno trovato un nuovo elemento interessante. Lui arriva e trova Lovati davanti alle telecamere. Noi non abbiamo paura di nessuna nuova pista. Dietro, quasi a sfottere, passa il sosia di Sempio, identico. L'ispettore lo blocca. Tu chi sei? Io sono quello che a Rimini passa sotto la cam quando lui è in un'altra stanza. E che ci fai a Garlasco? Mi hanno detto che qui le somiglianze rendono tutto più credibile. Nel frattempo arriva Sebastiano con la bici. Ecco lo scontrino. Ma eri a Trieste? Sì, ma ho i tempi. Ma sei passato da Rimini? Se serviva, sì. L'ispettore lo guarda e scrive: in Italia il vero alibi è la GoPro, non la verità. A quel punto decide di fare la domanda che nessuno fa mai. Scusate, ma perché in tutti e 3 i casi c'è sempre qualcuno che dice non è lei o non era lui? Gli rispondono in coro ognuno col suo vizio. Trieste, perché l'inquadratura è di lato. Rimini, perché l'audio è sporco. Garlasco, perché l'impianto accusatorio è fragile. Perché ogni volta che uno sente una voce pensa a me. Valeria, perché quando non sanno chi è, dicono sarà una donna del condominio. Loris, perché ci sono troppi orari. Sempio, perché sono arrivato dopo. Il sosia di Sempio, perché sono arrivato prima. L'ispettore capisce, tutti e 3 gli omicidi hanno lo stesso mostro finale, l'ambiguità.
Non è il killer col cappuccio, è la telecamera inclinata, è il non si può escludere, è il potrebbe essere la stessa voce, è il era vestita simile, è il è passato lì, ma non sappiamo se era lui. E qui entra la parte esilarante. L'ispettore immagina la versione Netflix italiana. Scena 1. Liliana cammina davanti alla scuola di polizia, stacco, cam 3 di Rimini che registra una voce, stacco villetta di Garlasco con Lovati che dice non basta. Stacco Sebastiano che va con lo scontrino, stacco Sempio che dice io ero già stato sentito, stacco Luis che dice non ero io ma tanto qualcuno lo scrive. Stacco Manuela che cambia un dettaglio, stacco Valeria che dice adesso mi tirano dentro pure questo. Sterpin che sorride perché ha visto di peggio. E il narratore chiude così. 3 casi diversi, 3 città diverse, 3 vittime diverse, ma sempre la stessa scena. Una ripresa che non inquadra bene, una persona che passa, un orario tirato, qualcuno che dice era lui, qualcuno che dice non era lui, un avvocato che dice non potete provarlo, e puntuale, un sosia che salva tutti. Non è fantasy, è cronaca italiana col volume dell'assurdo al massimo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.